Però una volta ogni tanto Dai Gabo! ci sta. Forza Conegliano! Eccoci qua, signori, buongiorno, benvenuti in questa mattinata in diretta dal torneo di Ravenna. Si parte subito con Conegliano in attacco con Gabo il numero 9 pronto sul piatto a battere. Che bello. Scuola danese. Che bello. Conegliano questa mattina si confronterà contro il Pinarolo. Primo lancio, primo ball per Gabo. No, stai dritta, stai dritta. Se fai così tutto il giorno è lungo. Noi vediamo che Secondo Dai lancio, Gabo, forza! strike. Un ball uno strike. se tu vedi, no, beh, delle volte, vabbè che sono più vecchie però. Secondo strike. Ah, ok. Sì, ma ha un giorno. Che numero è di campo? No, perché comincio a focalizzare. Quarto lancio, secondo ball. Conto a casa, 2 ball, 2 strike per Gabo. Dai Gabo! Conto pieno. Quarto ball per Gabo. Buon occhio! Matteo Fregonas si presenta su box di battuta. No, è che c'è la gente che aveva grossi limiti nel cervello. Tentato pick off, mancata presa e Gabo approfitta della situazione e ha diritto solo una base perché ha raggiunto palla morta. Una base. Forza Matteo, facci sognare. Vai Matteo! Lancio, bunt. Fa ball. Bello Matteo! Prima chi mi ha toccato. Ball. Evidentemente da fuori. Don't kill the ball. Vai Matte! Swing. Aspetta Matteo. Quando c'è una temperatura Dai Matteo!
Battuta valida, lunga, perfetto, raggiunge la parte posteriore degli esterni e così Gabriele raggiunge casa base, ma Matteo Fregonasso ha tentato il doppio ma è stato seccato, mi dispiace. Matteo torna a sedersi in dugout. Primo out per il Conegliano. Si prepara il prossimo battitore on deck che ha raggiunto già il piatto, Filippo Prisacaru, e a seguire ci sarà il nostro Santiago. Vai Bispo! Primo lancio, primo strike per il nostro Prisacaru. Vai Pippo. Secondo lancio, ball. Perché ho iniziato a commentare la strada. Vai Pippo. La strada l'ho fatta 100.000 volte. Alta. Ball. Salutiamo tutti i genitori che ci stanno seguendo da casa, amici sostenitori. Noi mettiamo leggi i cartelli, se no vai a memoria. Vai Pippo. Ball. Non preoccuparti. Io c'ho ancora la fortuna, secondo me l'ho lasciata via perché Quarto ball per Prisacaru. Santiago si prepara in box, a seguire on deck abbiamo Nicolò Seguela che ieri ha festeggiato i suoi 14 anni. Yuhu! Auguri! Bravo Santi! Vai Santiago! Vamos, vamos! Certo che il navigatore qua l'arte di saper realizzare. Ball. Attenzione, passaggio pick-up. Pippo. Bravo Pippo, bravo. Pinarolo tenta la trappola, ma purtroppo la palla è sfuggita di mano e Prisacaru ottiene pacificamente e serenamente la seconda base. Bella Pippo! La palla è arrivata al mia base vera Mannaggia. Strike. Dai Santi. Vamos Santi. Vamos Santi, contacto. Ball. Bravo Santi. Battuta valida per Santiago, ma non arriva purtroppo salvo in prima. Prisacaru invece raggiunge la terza base. Che è il tuo compleanno. 2 out. Nico. Auguri! Sentite tutti quanti augurati. Prisacaru in terza, Seguella, Nicolò il box di battuta. Quindi oggi ripetiamo. Auguri, tanto paga papà! Dai Nico. Dai Nico!
Ball. Dai Nico! Ball. Dai Nico! Ball. Bravo Nico. Battuta. Vai, vai, vai Nico, vai, vai, vai. Pisakaru porta a casa il secondo punto, Seguela raggiunge la prima. Nico. Si prepara il prossimo battitore a giudicare da tutta la chincaglieria che si sta togliendo e mettendo addosso Papa Brian. Con numero 2. Porta Brian! Vai Brian! il video. Full tip! Dai! Full tip, primo strike, Seguela raggiunge, mamma mia, per un errore di presa raggiunge saldo la terza base. Uno strike per il nostro papà. Ball. Ball. Nico, Palla alta, ma comunque ha tentato la girata. Forza Brian, compi la tua magia. Battuta alta e rimbalza. Bravo, E niente. Nico, bravo Brian. Brian raggiunge la prima, se quella porta a casa il terzo punto del Conegliano. Si prepara sul box di battuta con numero 1 Davide, l'apostolo. Forza Davide. 2 out. Allora, aspetteremo il cambio per vedere di orientare meglio il telefono. Intanto salutiamo tutti quanti gli amici che ci seguono da casa. Forza Davide, riprende il gioco. Primo lancio, primo strike per Davide. Forza Davide. Posizioni di band. Battuta. Bravo Davide. Presa al volo. Presa al volo da prima base del Pianoro. Si chiude così il primo attacco del Conegliano con 3-0. Forza Davide, tranquillo dai. Prossima volta. Cancella, cancella. Forza, dai che sei bravo. Dai che sei bravo. Ok.
Vediamo di orientare meglio sto coso. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa. Spero che si senta bene, non troppo. Quello che serve. Quello che non serve, non ascoltate. Scusate, ma ve l'avevamo ridato per metterci la panchina? Non avete mica messo. Ok. Ve l'abbiamo ridato per metterci la panchina, me lo ridate senza la panchina di nuovo. Anche quello delle donne. Mia mamma. No, perché mia mamma non è Facendo le orse. Ma che c'è? Tieni che chiariamo. Che fa tutto fatto? Ragazzi, l'organizzazione di questo torneo è molto complicata. Ci sono dei limiti da rispettare. Anche per noi è complicato arrivare qui, lo sai? Boh, allora ci aspettiamo a dicembre. Appunto, io non ti ho mandato di rispetto. Ieri non ho avuto neanche line up per esempio. Ma non c'ero io, Perché se non vai a c'ero io riprendere no. tutti, vai a riprendere tutti, fa un buon lavoro con Dimmi tutti, chi è. fai un buon lavoro non solo con me, con tutti, deve essere più Hai voglia di discutere, dai. Piccola discussione già conclusa. Sul monte di lancio Gabriele Piovesan, a seguire Brian Catcher. Primo lancio, primo strike. A seguire Seguela in prima, Lisa Caro in seconda, Apostolo in terza. Non ci vedo. Dai, Gabo! Secondo lancio ball. Appena avrò bevuto il terzo caffè riuscirò a mettere a fuoco chi sono gli esterni. Non che vedo. Dai Nive! Quarto ball e Nives Canoro ottiene la prima base. Dai Ricky! Alta. Gabbo va in zona, dai! Ricky! Forza Gabo!
Strike. Dai Gabo! Dai Ricky! Dai Ricky. Un ball, uno strike. Vabbè, così si capiscono. Dai Gabo! Dai Ricky. Porta Brian, aiutalo. Porta ragazzi, fiducia. Out! Bravi! Bravo Brian. Presa! Settimo comandamento, non rubare. Ottavo scivola. Ottavo scivola. Sono scivoli che chiamano sempre out. Sempre out sono scivoli che chiamano. Tal quale. Quello che intendevo, cioè, no? Te lo dico io. Ciao ragazzo. Strike. Palla sul mento. Mamma mia. Ricky ciapa perché sennò poi te la chiama. No! Miseria. Giù. Dai, Igo, pronto. Basta, basta. Basta. Mettila lì, forza Gabo! Dai Ricky. Alta. Quarto gol. E il numero 31 raggiunge la prima base. Base sul gol. Dai Dan! Prossimo battitore. Permane al momento il punteggio 3-0. Siamo nella parte bassa del primo inning. Eden. Tentato pick off, ovviamente. La tranquillità e la pacatezza di Seguella Dai Dan. è inimitabile. Alta. Bravo Brian, blocca tutto. Vai Gabo! Pensa a casa, forza! Dai ragazzi! Eden. Buon occhio Dan. No, dove avete perso? Se non ancora deve ancora andarci a cambiare. Alta. Alto ball. Capo metterà, fallo battere, giochiamo in campo, dai! Dice che se n'ha la casa di Non so se ti sente, non ti sento io. No, ma io non sto dove averlo. Colpito. Hit by pitch. E 63 che Vai, non raggiunge la prima base. Prima e seconda base occupata. 2 out. Stecca!
Alta. Anche Dai. una base. Palla morta. Te la firmo? Vai vamos Lorenzo, saluta mamma. Dai Frecci! Assicuriamo tutti i genitori che i ragazzi sono abbondantemente rifucillati qua. Nessuno muore di fame. Ball. Vai Pop! Dai Frecci! Terza ball. Dai Gabo! Forza Gabbo, pensa a casa, mettila lì, dai, forza, fiducia! Dai che sei bravo, forza, dai! Dai Frecci! Sereno! Quarto ball. Basi piene. Edo! Dai Edo! Manager, segue la chiama tempo. Prima visita. Dai Gabo! Stavo guardando un altro. Ringraziamo il nostro dirigente accompagnatore, il signor Vittorio Fregonasse. Cambio del pitcher, scende dal monte Gabriele Piovesan, al suo posto sale sul monte di lancio Lorenzo Martinez. Vamos Lorenzo! Bravo Gabo, bravo! Otto lanci di riscaldamento, formazione, Martinez sul monte, Papa Brian a ricevere, Seguella in prima, Prisacaro in seconda, Apostoli in terza, Santiago interbase, poi apriamo il diamante con gli esterni partendo da Fregonas Andrea, Fregonas Matteo e Igor. Salutiamo il dirigente. Se non fosse lui che mena le carte. Sette. Salutiamo il nostro manager, bellissimo. Lui non ha bevuto il caffè. O al ciclo o non ha bevuto il caffè. Riprende il gioco. Dai Edo! Ricordiamo il punteggio 3-0 per il Conegliano, basi piene per Pianoro. Martinez pronto a lanciare. Forza Lorenzo. Pinarolo. Volevo dire.
Primo lancio, primo strike per Lorenzo. Edo. Oh! E vai! Bene, bene! Bravo Ricky. Bravo! Bravi, bravi! Pianoro porta a casa il primo punto. Punteggio attuale 3-1 per il Conegliano. Dai Leone. Basi piene. Leone col 22 di Pianoro si prepara il box. Lancio strike. Dai Leone, dai Leone. Lorenzo, uno alla volta, eh! Un out. Uno alla volta, Lorenzo, è importante, dai! A ball. Dai Leo, ci sei! Dai Leone. 2 strike per Leone. Finché non piano questa cosa qua, non mette Catcher, pitcher conferiscono insieme. Oh, pronto, Davide? Valida, a posto, perde. Lancio altissimo. Errore di tiro. Ai ai ai. Dai Leone. Pianoro pareggia. 3-3. Nico, vai Nico. facciamo l'offerta. Per forza cancellate, andate avanti. Prendi 2, paghi 1. Ball. Davide, apri! Bravo Brian. Bravo cazzo. Tempo. Nico. Dai Lore. Strike. Dai Nico, dai Nico. Dai Lore. Dai Lore, dai Lore! Una alla volta!
Due ball, uno strike per il numero 38 del Pianoro. Permane ancora un out. Punteggio sempre 3-3. Dai Nico. Dai Calin. Tabellone non aggiornato, contiene il quarto ball, tornano le basi piene. Dai Khalil! Forza ragazzi, tentate il doppio, dai, tranquilli, sereni, cancellate, andate avanti, forza, dai! Dai Khalil! Adesso vedi! Dai Calin. Secondo Dai Calin, strike. dai Dai Calin. Calin, gira con la mazza. Dai che bella, dai che bella. Dai Khalil! Basta mettere il palla in campo. Dai Calin. Dai coraggio! Dai Sabella. Pianta lì. Gira quella mazza, dai! Due strike, un ball. No! Errore di lancio. Quarto punto. Bravo Edo. Quarto punto. Bene, bene! Pianoro passa in vantaggio. E voi. Non so come fare. Sì, magari. Così provo anche. No, esatto, no, perché in realtà le schede ci sono, però bisogna pigliarla, perché se no corrono, come facciamo? No, almeno Allora dillo te. Dillo te. Vero, spero che almeno riescano. Bene, bene. Dai Nico. Se vuole va anche Fuori a girare, ragazzi! Partita iniziata con un po' di sofferenza, ma adesso ci rifacciamo, ci rifaremo sicuramente. Ultimi lanci di riscaldamento per Pianoro e Conegliano è pronto a battere. Si prepara Andrea Fregonassi con numero 11 per Conegliano. forse stanno sbagliato. L'ho tagliato sulla panna. Abbiamo mangiato. Stavo per cecchinare. Forza ragazzi, fiducia, forza! Dentro a fare punti, dai! L'ha messo il terzo, non gioca più da esterno, si vede che non è più. Enrico! Dai Andrea! Dai Andrea!
Capito? Chiama. Gioco e vai, sì, primo lancio. Strike. Enrico! Da Alta. qua, da qua. Un buono strike per il nostro Andrea. Da sopra. Fa ball. Enrico! Quella battuta, bellissimo contatto che raggiunge seconda base. Skoric, Igor col numero 14 si prepara. Forza Igor! Porta a casa Andrea! Bunt. Fa ball. Bravo Igor, Bravo Igor! Andrea torna. Dai Igor! Idemo Igor! Errore di tiro. Errore di tiro. Una base per Igor. Invece Andrea porta a casa il quarto punto del pareggio. Sul box di battuta si presenta Martinez che ha sostituito il nostro piovesan Gabriele. Forza Lorenzo! Lorenzo Martinez pronto a battere. Forza Lorenzo, facci sognare! Ball. Riprende così il nostro line-up. Secondo ball. Terzo ball. Vai Rick! Quarto ball. E Igor si appropria della terza base. Palla viva! E Lorenzo ottiene la seconda base.
battuta, buona messa in gioco. Lorenzo, Igor porta a casa il punto di vantaggio per rotto della cuffia. Martinez ottiene la terza base, invece Matteo Fregonasso ottiene la prima base. Solo un po' di latte, per favore, appena senza zucchero. Scusate, ma qua ho bisogno di caffè. Forza. Prisacaru Filippo sul box di battuta. Ball. Punteggio attuale 5-4 per il Conegliano. 0 out. Bravo Matteo! Matteo ruba e arriva in seconda base. Abbiamo Fregonas, Matteo in seconda e Lorenzo Martinez in terza. Prisacaru box, pronto a portare a casa i suoi compagni. Forza Pippo, facci sognare! Ball. Swing! Girata a vuoto. Dai Pippo, come on! Ball. E Filippo Prisacaru ottiene la prima base su ball. Santiago pronto a battere, ma Pianoro chiama tempo e c'è la prima visita. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i nostri amici che ci seguono da casa, i nostri cari sponsor. Lazzarin Caffè. Finita la visita, abito chiama gioco. Vai Santiago, facci sognare! Basi piene, Santiago batte, colpisce buona. Errore di tiro, Martinez porta a casa. E anche Lorenzo. No, no, mica questo qua. 2 punti entrati. Matteo Fregonasso in seconda e Santiago in prima. Punteggio attuale 7-4 per il Conegliano. Abito chiama tempo. E io mi bevo un sorso di caffè. Allora, eravamo a 5, ne sono entrati 2, 6, 7, sono 4 punti, quindi basta. Sì, infatti sono 4.
me sono 4. Sì, E dopo l'arbitro vuole andiamo avanti. Prima ne avevamo 3, non 4. ok. Quarto punto per Conegliano, cambio. Aldo, confermo, 4 punti. 4 punti, confermo. Adesso lo mette. Loro sono sempre in ritardo con il aggiornamento. 64. Dai, stai qua. Se mi sei 3 prima e 4. Torna sul monte. Lorenzo. Perché non sai se è finito tutto. Sì, sì. Che ci pensiamo? Dopo al massimo è una azione inutile, però bisogna farla, sono d'accordo. Perché se no non prende quell'automatismo. No, è bravissimo. No, lui allena. Bene, si ricomincia. Pronto a Ecco lì. ricominciare? Gioco! Abito chiama gioco. Dai Khalil! Cali per Pianoro sul box di battuta. Dai Khalil, dai Khalil. Strike. Dai Khalil! Sì, ma se tu togli fra mezz'ora. Passa. Ball. Un ball e uno strike. Swing. Secondo strike. Dai Khalil. Alta. Ball. 2 ball, 2 strike. Strike out. Vai Lorenzo, continua così, forza, dai, fiducia, fiducia, dai. No, mi spiace. Se non cambia di fare Ball. cambiare, vedi? Fai non di bisogno Ball. Strike.
Dai Gio. Tu li vedi? Lui li guarda. Tu vedrai. Mi era Marco. Gio. Dai Martine! Quarto ball. Dai Nives. Dai Lorenzo, tranquillo, forza, forza, dai Lorenzo, dai! Dai Nives! Dico qualcosa, però non posso non dire se vedo che fai una cosa troppo sbagliata, dimmi. Ball. Mamma, papà, guarda tutti i nomi con il figlio uguale. Save! Salvo! Salvo, salvo. Pianoro ruba e raggiunge la seconda base. Dai Nives. Dai Nives! Occhio! Magari ha visto la palla rimbalzare, quindi è... Swing. Dai Nives. 2 ball, 1 strike. Per la Batgirl Nives di Pianoro. Ball. 3 ball, 1 strike. Dai Nives. Strike. Conto pieno per Nives. Dai Nives. Battuta. Dai Gio! Battuta buona, valida, terra un campo buono. Dai Gio. E... Vai, vai! Bravo Gio! Bravo, Bene, amore. bene! Bravo! Bene. Brava Quinto Nives. punto per il Pianoro. Punteggio attuale 7-5 a favore al momento del Conegliano. Un out. Dai Ricky. Dai Ricky! Dai Ricky! Dai Ricky! Dai Martine! Occhio a copertura Matteo. Dai Ricky. Secondo ball. Io sono critico. Quindi deve abbassare sempre per forza, sai, della palla che cambia. Questa scena. Dai Ricky. Terzo ball.
Quarto ball. Pianoro occupa la prima e seconda base. Dai, Un out. Dai, dai! Forza Dan! Su, Davide! 7-5 punteggio. Facciamo il doppio lì! Attenzione. Un out, prima e seconda occupata. No, ancora più. Cioè, dai, Martino! Se hai fatto il quarto punto, No, era per dire perché siamo male, capito? Dai, Dan! Poi. Tranquillo Lorenzo, tranquillo. Dai Dan! Strike. Dai, Dan! Perfetta. Chirurgica. Battuta. Buona. Ai ai ai. E Nives taglia il traguardo. Il sesto appunto. Pianoro accorcia le distanze. 7-6 per Conegliano. Le distanze si accorciano. Permane sempre un out. Prima e seconda sempre occupate. Serve la tua battuta, te lo dico. Dai, Franci! Dai, dai, sparecchia! Altissima. Dai Laure! Levissima. Dai, Foss! Forza, post! Era altissima ma ha cercato, ha tentato comunque, ha fame il numero 14, ha fame di battere. Fable. ho voluto già per forza la partita. Quando parte con l'idea che deve battere qualsiasi pallina da giù. No, no, ma lui di sicuro non lo fa. Lui deve Swing. Dai, Foss! Dai, Franci! Dai, post! Forza Lorenzo, dai! 2 ball, 2 strike. Permane un out. Fa ball. Dai Lori! Dai, Foss!
Pianoro avanza e ottiene la seconda e la terza base. Conto pieno per il numero 14. Vai Preci! Dai mo sparecchio. Strike out! Dai, brava Pesirare! E il numero 14 torna a sedersi in dugout. 2 out. Dai Edo! Forza! 2 giù. Ball. Edo! E arriva il terzo out. Dai ragazzi, dai, forza! Forza ragazzi, in campo a fare punti. La distanza è breve tra Conegliano e Pianoro. È veramente breve. 7 per il Conegliano, 6 per il Pianoro. Ringraziamo l'arbitro che ci sta aiutando. Però c'è scritto 7-6. Ma adesso ci mettiamo su. Giusto Ricky ha dormito un po'. Si vede? Ce l'hai, guarda. Qua già messa la Salutiamo il nostro allenatore. Non si fa vedere perché si ritiene nudo. Paoli presa a caro per il pubblico, signori. Non mi ricordo come si chiama. Che è parziale. Forza ragazzi, in campo a fare punti! Riprende il line-up dal quinto in battuta Nicolò Seguella con il numero 19. Vediamo se Conegliano riesce a portare a casa la terza vittoria di questo torneo. Vediamo. Pronti? E l'arbitro chiama gioco. Primo lancio, primo ball per Seguella. No, per l'orario non farei prestissimi. Dai Nico! Non farei presto, non so. Fa ball. Dai Nico! Forza Nico, forza, dai! Forza Nicolò. Swing. Dai Nico! Un ball, 2 strike per il nostro Seguella.
Forza Nicolò. Mentally. Dai Nico. Ball. Non impazzisce. Va ball. Dai, l'hai vista? Continua così. Continua così all'infinito e oltre, vai. Dai Nico! Facciamo le 4. Pensi ma non ricordo. Battuta buona. Buca in mezzo, le gambe. In prima base. Seguella, ardua. E arriva Salvo in seconda. Perché la difesa perde il tiro possesso della palla ed è arrivato per rotto della cuffia. Sgancia la chincaglieria. Dai Brian! E paragomito, e parastinco. Avanti! Seguella in seconda. Filippo Prisacaro, pronto a battere. No, Brian. Con tutta la chincaglieria. Sì, Papa Brian. Dai Brian! E Brian, il primo strike per Brian, inaspettato. Forza Brian, facci sognare! Allora Con tutti sti guanti rosa, tutto sto tape fucsia. Fa ball. Dai Brian! Forza Brian! Ancora, vai! Due strike, 0 ball per il nostro Papa Brian. Siamo andati a fuori Ball. Seguella arriva. Calmo, lemme. Tatara, tatata, alla terza. Un ball e 2 strike per il nostro Brian. Vai Brian! Alta. Ball. Me la do. Nel frattempo è arrivato Alessandro Maestri. Fa ball. Bellissima battuta ma nella parte opposta del campo. Davide. Aspetta Brian! Mi ha visto prima? Grazie al cielo. Altro fa ball. Ragazzi, tra poco finiamo le palline, Aspettala Brian! Che cosa giochiamo dopo? Dai Brian, dai! Battuta alta, corta e presa il volo e Brian vai Nico! out, ma Seguella approfitta della situazione e porta a casa l'8° punto per il Conegliano. Si prepara sul box di battuta col numero 1 Davide Apostol. Primo out per il Conegliano. Tempo, dai! Forza Davide, facci sognare! Forza Davide!
Primo lancio, primo strike per Davide Apostol. Ball. Fa ball. Bravo Davide, dai che ci sei. Forza Davide. Un buone 2 strike, forza. Fiducia, fiducia, dai che sei bravo, fiducia. Guardala bene e lo sai fare. Tranquillo, basta un buon contatto. Ball. Dai Lori. Battuta buona, tocca a terra, perfetto e arriva, sì, arriva e tocca il cuscino. E prima da topo. Anche Monteciccio gli piacciono anche. Non importa, Dai, se ti piace. Vai Andre! Attento Davide. Andrea Fregonas. Pronto sul box. Ma lei non ne scrivono niente, lei è brava. Sto cazzo è brava lei. Non le sfugge niente alla giocatrice numero 30 del Pianoro. È là che, come un condor attorno alla sua preda, non molla il corridore Davide Apostol. Battuta buona, errore del terza base. Davide raggiunge la seconda e Andrea si ferma in prima. Prima e seconda base occupate. Dai Igor! Solo un out al momento. E siamo al quarto inning. Igor Skoric alla battuta. Vai Lori! Swing. Dai Igor, dai Igor! Primo strike per il nostro Igor. Vai Lori, vai! Salvissimo! E Davide Apostol ruba e arriva per rotto della cuffia, ottiene la terza. Che ha detto così, è andato da sopra. È mio, va bene? Ha detto quel cuscino è mio. E questo è mio. E Andrea Fregonas ottiene la seconda base. I giocatori aprono, staccano. Forza Igor. Swing. Dai Lori, E dai Lori, arriva chiudi! lo strike out per il nostro Igor Skoric. Secondo out. Si prepara sul piatto Martinez, Lorenzo. Vediamo se Lorenzo riesce a portare a casa i suoi compagni in modo da allungare il passo, distanziarci dal Pianoro. Vediamo. Dai Lori, dai Lori! Vamos, Forza, Lorenzo. vamos! Tensione alta. Forza Lorenzo.
Battuta alta, vediamo se... Fabol. Dai, Dai, Nives, dai. Brava Nives. brava Nives. Dai Lori, ancora uno. La prima prova si lancia, però niente, non ce la fa, non trattiene la palla. Altra occasione, altra opportunità per il nostro Lorenzo. Forza Lorenzo, dai Lorenzo, forza, dai! Dai, Lori, chiudi, dai. Perso il conto, quanti ball, quanti strike. Tensione altissima qui, tensione altissima. Passa. Gol. Swing! Dai! E niente, strike out per il nostro Lorenzo Martinez. Però 2 punti, Fariseo. Sì, sono 8. Dai, Pianoro. Ultima difesa per il Conegliano, punteggio permane al momento 8-6 per il Conegliano, sopra il Pianoro. Cambio di lanciatore, si presenta sul monte Papa Brian, a ricevere abbiamo il nostro Santiago. Lorenzo, dai, tranquillo, forza! Niente, Lorenzo Martinez è arrabbiato, deluso. Forza Lorenzo, ti vogliamo bene, dai, tranquillo! Inizia il lancio di riscaldamento per Brian. Che ha il puntone che è a lungo. La roba è a lungo. No, certo, però magari Vabbè, non ha fatto quello che diceva. Ultima difesa per il Conegliano. Vediamo se i nostri ragazzi ce la faranno a mantenere. Ce la faranno, abbiamo fiducia in loro. Il scaldamento direi che non serve. Sì, va bene, ferma per la cabina. Andiamo, va bene. Mamma, ci sono. C'era giochi, era giovedì sera. Meno male che avevo preso dei panini qui al Mac, poi mi sono arrivato in macchina, ho mangiato e poi ci ho messo 35 minuti ad arrivare a casa perché ho tirato e quindi doccia e poi svenuto. È arrivato mio marito e mi fa ma giù. Come Massimo Boldi, Cipollino. Ultima difesa. Forza ragazzi, forza Conegliano. Vai Brian. Santiago, blocca tutto, forza. Vai. Chi è Leone? Aia, che mal piedi! Primo lancio, primo ball. Dai, Leone. Leone! Non è passata lontano. No, non ha di qua. Qua, 7-6.
Sì, sì. Terzo ball. Dai Leoni! Forza Brian! Trova la zona, forza! Dai Brian! Fiducia, fiducia! Poi 6 a 6 sono. 8 a 6. Dai Leoni! Dai così Brian! Strike! Swing! Dai Brian! Conto pieno per il numero 22 del pianoro. Era già carico per andare. Dai Leoni! Dai Leone, dai! Dai Leo! Mamma! Quarto ball. Dai Lori! Dai, Lori! Lori! 3 punti, dai, 3. Uva, fischi no, per calmare Strike. Come strike? Era nei garetti? Ma è così. Dai Lori! Che chiama? Lo vede alto. Ma Globon Vede alto, c'è una sola strike immensa. è vero che è alto, per l'amor di Dio, quindi c'è più gioco, però... Oh, Schnell! Dai Lori! Dai Brian! Ball. Questa la vedevo. L'altezza era bella. La chiamata esterna. Quello non lo vedo. Forza Brian. A volte Ha si siede compensato. qua, a volte così. Ma tutta buona. Bravo Lori! Vamos, vamos! Vai Leone! Ostia di... Bravo Lori! Bene, bene! Bravo Lori! Dai ragazzi! Dai Vera! Dai Vera! Dai Vera! Dai Vera! Pianoro occupa prima e terza base. Dai Vera! Il pianoro si prepara a battere. Swing. Bravo Brian! Bene. Dai Vera! Dai Vera! Dai Vera! Va bene. Forte quello che fai, forte quello che fai. Vera! Fa ball. Bravo Brian. Dai Vera! 2 strike per il numero 7. Ce l'ha. Dai Vera che ci sei! Dai Vera! Out. Brava Vera! Brava! Dai, hai portato a casa, dai. Va bene così. Brava Vera! Dai Joe! Ma intanto il pianoro accorcia le distanze, abbiamo solo un punto di differenza. Un punto. Dai Joe! Pianoro 7, Conegliano 8. No, lei sei là. Sol- Solo che... Ha girato, ha girato. Signorini, 10 minuti ci dà. Ha detto 10 minuti. E Gio? L'ha detto Gobbi? No, me l'ha detto Tulli,
Bella Brian! Strike per il numero 11. Dai Gio! Secondo strike. Dai Gio! Bravo Brian. Continua così. Dai Gio! Perché le becchi giù? Swing. Vai Moni, Dai Nives! Secondo out. Dai, Attenzione. Nives! Arriva Nives. Porta a casa Lori! Si prepara Nives. Pronti? Sì. Attenzione. Sì. La prima base del pianoro pronta. Primo lancio, primo strike. Attenzione. Dai Brava Nives! ragazza. Ha giocato veramente bene questa partita, veramente brava. Scivola! Out! Out! Caspiterina, il numero 60 ha tentato la rubata a casa, bellissima giocata, intercettazione di Davide Apostol che proietta a casa e il catcher annulla. Termina il tempo, un'ora e mezza di gioco è conclusa, però vedo che il pianoro si schiera per la difesa. Il manager si confronta con il tavolo della squadra. No, è che Forse noi ci hanno fatto finire 10 minuti prima la partita. Oggi, anche voi? E oggi la continuiamo nessuno. vabbè, non ho un impegno, siamo qua. No, va benissimo, però per mezz'ora di giocare l'altra. Aldo! Anche noi. Sì. Ieri sono andata a concludere 10 minuti prima di stasera. 8-4, un'ora e mezza. 4 inning? Deve essere finita? Teoricamente sì. È passata l'ora e mezza. Vabbè. 8 e un quarto. Magico. Sì, oh. Mi raccomando, Fiducia. Ragazzi, ragazzi, vi voglio bene. E niente, si continua. A quanto pare, anche se il tempo sembrerebbe scaduto, il manager del Conegliano si confrontano con l'arbitro. Quest'arbitro qua c'è potuto giocare anche con l'altro invece non so, la prima partita che avevano giocato con quest'arbitro hanno giocato di più, anche vinto. E che se facciamo Si gioca. questo, lo dobbiamo ora, quindi non so, ci sono degli Ricomincia il line up con Fregonas, Matteo. siamo qua per quello, vero? Siamo qua per giocare, perché giocano. Bene, Ball. Dai Matteo, dai! Ma Steffi sa che ora facciamo? Strike. Dai Matte! Un volo e uno strike per il nostro Matteo Fregonas. Ball.
Dai Matteo, dai, su! Dai Matte, duro! Swing! 2 ball, 2 strike per il nostro Matteo. Forza Matteo, dai! Swing. Strike out per il nostro Matteo Fregonas. Si prepara a battere Filippo Prisacaro. Dai Tito, dai che la vinciamo di nuovo! A seguire Santiago. Forza Filippo, dai! Contatto. Fa ball. Dai Pippo, fagli vedere chi sei, Pippo, dai! Battuta, bella, bellissima. E rimbalza. E ottiene così 2 basi Filippo Prisacaro, perché la palla è atterrata nel campo buono, ma poi è ribalzata oltre la recensione e arriva in seconda base. Sgancia, chiama tempo, sgancia tutta la chincaglieria il nostro armadio, o detto guardarobiero Aldo Seguella. Vai Santi, portalo a casa! Porta Santiago, portalo a casa! Dai Santi! Tentano il pick off sul nostro Prisacaro, ma non ce l'hanno fatta. Anzi, qua si sta bene. Primo ball per il nostro Santiago. Abbiamo lasciato un canto, abbiamo paura di rientrare perché proviamo le temperature. Ma non sull'erba, semplicemente sul letto di Martini. Battuta buona, però fa fatica a partire. Santiago, corri però! Contest, attenzione, perché palla Si è battuto sul piede, quindi sarebbe foul ball. Buongiorno. Che non avevo visto. Sì. Certo. Grazie. Oggi è ancora meglio su YouTube. L'hanno sentita, sì? Santiago purtroppo si è colpito la palla sul piede, quindi è un foul. Ritorna sul piatto, sul box di battuta. Niente, riconferma la chiamata. Out, secondo out. Secondo out. Dai Santi! Seguella. Forza Seguella, Nicolò Seguella. Dai Nico! Dai Nico, fagli vedere! Dai Nico, porta a casa Pippo! Dai Gospozza! Battuta bellissima, lunghissima, intercettata, però manca la presa all'esterno. Filippo Prisacaro porta a casa un altro punto. Allunghiamo le distanze, dai.
9-7 per il Conegliano. Papa Brian con numero 2 si prepara a battere. Vediamo se riesce a portare a casa il nostro Nicolino Siguellino. Forza Brian! Seguela ruba. Bravo Nico! Conto casa? Uno strike per Brian. Aia, battuta alta, 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 valida, tocca a terra e Seguela corre come una lepre e porta a casa il 10° punto. Brian arriva salvo in seconda. Chiamata di tempo. Bravo Nico! Buon compleanno! Auguri! Buon compleanno! Non importa, il papà paga anche oggi! Avanti! E il papà paga anche oggi! Ah sì, ormai. Davide Apostol! Dai Davide! Forza Davide! 2 out, forza, fiducia! Gol! Salvo, salvo! Brian ruba e si appropria della terza base. Vediamo se Davide riesce a portare a casa il compagno Brian. Catcher chiama a tempo. Si è sganciato lo schiniero. Dai Davide! Punteggio attuale 10-7 per il Conegliano. Forza Davide. Bravo Davide, buon occhio! Secondo ball per Davide Apostol. Forza Davide. Testa. Dai Davide! Mamma, mamma, ferro. Strike. Dai Davide, dai! Dai Davide, su! 2 ball, 1 strike. Dai Davide, dai, dai! Come on! Dai che ce la fai! Ma arriverà? Come stai? 2 ball e 2 strike per Davide. Dai Davide, dai! Forza Davide, porta a casa Brian. Fiducia. Dai, dai Davide! Non serve arrabbiarsi. Grinta. No, pieno, pieno, pieno. Dai Davide, dai su, come on! Dai, 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 dai! Davide, dai, hai un'altra occasione, un'altra occasione. Respira Davide, lì con la testa! Dai Lori! È come nel film western che c'è la balla di fieno che gira. Conto pieno per Davide Apostol. Dai Davide! Papa Brian in terza. Dai Lori! Dai Davide, dai su! Swing! Girata a vuoto. Strike out. Non fate entrare
Poi ce lo facciamo spiegare. No, ma è una cosa, Perché quando arrivi sono 4 no. Dalle 8:15, l'altra alle 10:15 finisce a mezzogiorno e quarto, quindi sono 4 ore tonde. 4 tonde. Cambio della batteria, esce Andrea Fregonas, prende il suo posto Pietro De Marchi, esce Igor Skoric e al suo posto entra Edoardo Cescon. Bravo Andrea! Si invertono gli ordini degli addendi, esterni sinistri per destri, destri per sinistri, ma il risultato non cambia. Dai Pietro, dai! Veloci, dai! Dai che sul magneore! No, è lì, lì. Dai Conegliano, su! Dai Nives! Dai Nives! Oh! Brava, brava! Dai, vai Nives! Dai ragazzi, dai! Primo out per Pianoro. Dai Conegliano, su! Dai Ricky! Bella Brian! Dai Ricky, dai Ricky! Primo lancio, primo strike. Bravo Brian, dai, dai che ti Bravo, continua così. Non posso neanche fiamme. Tira Ricky! Strike out. Secondo out. Dai Dan. Massa, primo gol. Dai, dai Brian! Dai, dai Brian! Dai Dan. Vuoi salutare la mamma, Igor? Dai, dai Brian, dai Brian! Dai Brian! Dai Dan. Quarto ball e il numero 63 del Pianoro raggiunge la prima base. Dai Brian, forza! Dai Pop. Dai, così, dai Brian! Strike.
Sì, sì, sono Un campo qua qui, no? Però noi dovremmo andare Qua. questo. Sì. Oh! Safe! Aiden! Pianoro ruba Ha fatto un azzardo. e ottiene la seconda base. Ah, è già. Punteggio a casa, un bollo, uno strike. Già da prima. La spalla. La spalla. Ah, piccolo infortunio, un attimino, bisogna di riprendersi. sei un corridore di cortesia. Che deve essere ghiaccio. Come l'auto. Sul genitore ieri. Sì, sì. Già da prima. Sì, sì, anche adesso. Lì col male. È arrivato come... Il tuo amico dell'altra sera che giocava a pallacanestro. Ma lui Ci sono bambini. Signori, siamo in fascia protetta. E il corridore esce zoppicando. Esce accolto dagli applausi. Bravo! Ma purtroppo forza Brian! Secondo ball. Bubble. Conto a casa 2-2. 2-2. Dai, dai Brian! Dai, dai Brian! Due ball, due strike. Forza Brian. Fa ball. Dai, post, non mollare! Dai, Brian! C'è la galleria del vento. Adesso è qualche Valida. Dai a casa. Pianoro colcia le distanze portandosi all'ottavo punto. Ottavo punto. No, beh, lui è molto veloce. Dai, dai Brian, ricomincia! dai difesa, come on difesa, dai! Pippo, Lorenzo, dai! Martini, saluta Martini. E poi non ha fatto la curva da Pippo, ma è andato dal sport dritto. Curva io dico Vabbè. Bella Brian, dai così! Primo lancio, primo strike. Il numero 34 del Pianoro. Dai, Edo! Manager chiama, fa la lambada, comunica i segnali. Margareta. Ah ah! Quella! E niente,
e niente. Salvo in prima, raggiunge terza. No, è Leo. Vai Conegliano, vai, come on! Dai, dai, Brian, Se fanno ricomincia! tutti, se fanno 3 punti. Basta, ragazzi! Leone? Sì, è Leo. Dai Leone! Che tempo? 4 minuti deve partire l'altra. Sa che è dura. Ma voi siete anche già pronti qua. Sì, voi Dobbiamo dovete andare di là. Fai mosso tutto. Dai Leone! Dai! Lancio ball. Dai. Intanto il numero 34 ruba e raggiunge la seconda base. Pianoro occupa seconda e terza base. Un ball per il numero 22 del Pianoro. Faccio sudare. Secondo ball. Forza ragazzi, dai, dai! Rimanete sul pezzo, fiducia ragazzi, fiducia, fiducia, grinta, dai, 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 dai! Attenti! Dai Leone! Leone! Attenzione! Dai! Leggerissima. Forza Brian! Trova la zona, dai! Forza, tranquillo, dai! Dai, tranquillo Brian, tranquillo! Dai! Dai che sei bravo! Dai, ti vogliamo bene! Forza Brian! Bravo! Bella Brian, dai così! Continua così Brian, dai che sei bravo! Forza, dai, ti vogliamo bene, dai! Dai, Ryan! Ce la fai, dai! Quarto ball. Quarto ball. Basi piene per il Pianoro, basi piene per il Pianoro. Madonna mia, partorire è stato più semplice. Sto sudando. Dio po'. Signori, siamo in fascia protetta. Via ball. Ecco. Visita, prima visita per il manager Pisakaru. Bene, io in questo momento di pensiero vado per appettire. No, ma ti perdi Se adesso. interessa il pubblico? Non devi stare qui. Salutiamo una signora che va a fare la pipì. Signora, come si chiama? La Francesca è andata a fare la pipì. Punteggio attuale permane ancora 10-8 per il Conegliano. La tensione è alta, siamo alla fine della partita. I giocatori del Ravenna, squadra bianca, sono già pronti e schierati sull'altro campo di gioco. È proprio una questione millimetrica ragazzi. Brividi, 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 brividi. Il numero 60 è pronto, si prepara a battere. L'arbitro si ricolloca dietro il monte, dietro il lanciatore. Vediamo se... Vediamo. Nelle nostre mani. Dai Brian! Forza Brian. Dai Lorenzo! Basi piene, tutto occupato, il diamante è pieno. Bella Strike. Brian, dai così! Forza Brian, ti vogliamo bene, dai! Dai,
No, 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 terribile scontro, terribile scontro, terribile scontro, terribile scontro. Manager chiama auto a casa, però... E... Lei gli ha dato un pugno nella pancia. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Aspetta, ho fatto il video, non devo vedere. Ha preso il diaframma, basta. Aspetta, aspetta. Ha preso il diaframma e basta, deve respirare un po'. No, aspetta, c'ho il video. Aspetta, aspetta perché c'ho il video. Si vede di netto che gli ha dato un cartone, eh? Pietro, Aspetta perché si vede di netto. Partita conclusa in maniera veramente un po' violenta, signori, però si conclude così. Conegliano vince, si impone sul pianoro per 10-9, signori e signore. Ringraziamo tutti quanti voi che ci avete ascoltato, che ci avete seguito, che avete sostenuto con la nostra squadra. Ringraziamo la Zarin Caffè, Zanardo Giardinaggi, Dreamwater per le bellissime casacche. Un saluto speciale al nostro presidente Luca Boscarato, tutto direttivo, ai genitori che seguono, che appoggiano, che accompagnano i nostri ragazzi e tutti i volontari. Ho sentito anche ringraziamento, apprezzamento, che non è scontato, anche ai nostri coach, ai nostri manager, a tutti i manager, anche gli organizzatori di questo torneo, perché non è così scontato, perché ragazzi ricordatevi, ok, senza i giocatori non ci sarebbe questo sport e senza i genitori non ci sarebbe appunto forse anche una continuità, un progresso, un andare avanti. Ringraziamo veramente tutti quanti, un abbraccio a tutti quanti. Adesso ci spostiamo nell'altro campo perché Ravenna, squadra bianca, ci sta aspettando e siamo in ritardo con i tempi. Un abbraccio a tutti quanti, sentitamente ci ricolleghiamo tra poco.